Una nuova strategia per il rilancio del settore ortofrutticolo. A Macfrut di Rimini si è tenuta la presentazione del progetto strategico per la redditività delle imprese ortofrutticole del Veneto, a cura di AOP Veneto Ortofrutta e di Coldiretti del Veneto. Produrre qualità in territori di qualità è l'obiettivo che si pongono i due enti per creare le condizioni affinché le aziende diano un reddito e una soddisfazione adeguate ai coltivatori. Elemento chiave dell'intesa tra Veneto e Coldiretti è la OCM Ortofrutta. Bisogna infatti ricordare che le risorse comunitarie investite nel settore ortofrutticolo veneto con l'OCM Ortofrutta sono ad oggi 13 milioni di euro, circa il 50% delle risorse annualmente disponibili. L'intesa considera inoltre un'impostazione del mercato a ciclo chiuso e non più aperto, definendo cioè le quantità da produrre in base alle richieste del mercato, evitando quindi di sprecarne e di svalutarle. Tra gli altri punti del patto ricordiamo l'istituzione di un coordinamento permanente per il settore. La comunicazione al consumatore del valore aggiunto del binomio prodotto-territorio, la promozione del progressivo passaggio da commodity a specialty di tutte le produzioni regionali. Il patto prevede quindi di comunicare e diffondere le potenzialità e le opportunità dell'OCM ortofrutta, anche promuovendone gli strumenti ritenuti virtuosi. L'intesa vuole poi recuperare e sostenere vecchie varietà, in modo da promuovere il valore delle biodiversità. Vuole favorire le condizioni affinché nel settore ortofrutticolo la ricerca e lo sviluppo siano prevalentemente indirizzate verso le produzioni di qualità in territori di qualità. Vuole riorganizzare e potenziare i servizi fitosanitari regionali per aiutare i produttori anche a fronte delle problematiche determinate dai cambiamenti climatici in atto e all'avvento di patologie particolarmente aggressive. Tutti questi aspetti sono stati più volte sottolineati dall'amministratore di Opo Veneto Cesare Bellò, che ha definito l'accordo come storico per il comparto ortofrutticolo. La presentazione ha visto interventi di studiosi e di operatori del settore, che fornendo analisi, statistiche e casi studio sulle buone pratiche agricole relative alla qualità del territorio, hanno fatto il punto della situazione sul settore ortofrutticolo e sui suoi sviluppi futuri grazie a questo nuovo patto.